La cultura d'impresa diventa l'antidoto alla recessione, così Confindustria, con il patrocinio del Ministero della Cultura, premia le eccellenze durante l'evento con cui ha preso ufficialmente il via Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, capitale italiana della cultura d'impresa 2022, tenutosi al Teatro Goldoni di Venezia. Il progetto unitario di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia per valorizzare la storia industriale e culturale di queste terre. C'è il problema non tanto e non solo delle sanzioni, ovvero dell'export che noi abbiamo nei confronti della Russia, il problema è dei costi energetici, delle materie prime che facciamo molta fatica a trovare e non solo con dei prezzi impossibili. Situazioni drammatiche che le aziende del territorio stanno vivendo, ulteriormente aggravate dall'invasione russa dell'Ucraina, che mette a rischio il quadro di recupero del Veneto, che potrebbe vedere dimezzare la crescita del PIL 2022 nella regione e in Italia. Non c'è un piano strategico per il futuro, ma non siamo arrabbiati solo noi, lo sono anche i nostri collaboratori, i dipendenti delle aziende, chi non riesce ad arrivare a fine mese. In questo panorama di incertezza la cultura d'impresa può rivestire il ruolo essenziale di chiave di volta per una nuova resilienza che però deve essere portata avanti dalla sburocratizzazione del sistema industriale italiano per renderlo più competitivo nello scenario post-Covid. Abbiamo delle responsabilità giuridiche perché la legge ci impone a fare delle cose, abbiamo delle responsabilità morali nei confronti dei nostri collaboratori, etiche nei confronti della nostra famiglia e soprattutto un obbligo nei confronti del territorio, bisogna rispettarlo. E perciò mentre noi adesso parliamo della cultura, della capitale della cultura d'impresa, questa è cultura, perché finito questo noi torniamo al lavoro. Per un paese manifatturiero come il nostro abbiamo bisogno di avere certezze nel mondo dell'energia e nel mondo del gas. I prezzi che stiamo affrontando adesso sono impraticabili, le nostre aziende così non riescono più a sostenere questo enorme costo, quindi io penso che un cap al mondo dell'energia e del gas sia fondamentale, indispensabile.